Uno dei punti più critici della viabilità di Bassano, siamo all'altezza della confluenza della Valsugana da Padova verso Trento con la nuova pedemontana. Parlare di lockdown sicuramente è forte vedendo il traffico che c'è in questo momento e tenete conto che è 12:20. Punto cruciale della viabilità di Bassano, strada di collegamento nord-sud per eccellenza. Parlare di code non si può, ma il traffico, sia quello pesante sia le auto e i furgoncini, è evidente. Questa è la situazione in direzione di Rosà. Questa è la situazione uscendo da Bassano in direzione Trento. Altra direttrice, la pedemontana. Traffico pesante, come avete visto, soprattutto trasporti di generi alimentari, traffico anche da venerdì prima di Pasqua. Questa è la pedemontana. Dov'è il lockdown? È la domanda che ci poniamo, soprattutto vedendo la situazione di questa superstrada a collegamento est-ovest che di certo non è vuota. Diversa la situazione nelle principali zone del centro della città. Nei pressi del ponte nuovo di Bassano il traffico è più che scorrevole, non certo inesistente. Situazione tranquilla anche nel resto del territorio cittadino, anche se, come potete vedere, davanti ai negozi aperti i parcheggi sono praticamente pieni. A controllare il territorio carabinieri, polizia, ma nessuna traccia della polizia locale della città, che il sindaco Elena Pavan dovrebbe invitare a verificare che tutti gli spostamenti siano motivati e che chi si muove lo faccia nel pieno rispetto delle regole. Si avvicinano 3 giorni cruciali, il lungo fine settimana di Pasqua, il tutti a casa e i controlli nelle prossime ore saranno più importanti che mai.